Chiesa ortodossa, l'ultimo saluto a Sergiu Tarna, all'indomani dal fermo del complice del killer, le urla di dolore della madre Anastasia, criminali, ora voglio giustizia. Otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone per la morte di un neonato deceduto sabato scorso all'ospedale di Portogruaro, domani l'autopsia sul piccolo per chiarire le cause della morte. Paralimpiadi Milano-Cortina, svelata la cerimonia di apertura dei giochi, per Verona un evento storico all'Arena, prima volta in un sito patrimonio UNESCO. Battaglia in Comune a Venezia per l'approvazione di un ampliamento alberghiero da quasi 3.000 metri quadri alla Giudecca. Nella stessa seduta approvati altri 11 ampliamenti in centro storico. Via libera ai fondi per il Mose. Nel 2026 l'autorità per la laguna di Venezia potrà contare su 69 milioni di euro per la gestione e la manutenzione del sistema di dighe mobili. Comparto produttivo della pesca bloccato da mesi. Il delegato del sindaco Scarpa Marta rompe il silenzio. Settore in crisi, subito aiuti per i pescatori. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In apertura dunque a Zelarino, dove questa mattina si è svolta la cerimonia funebre con rito ortodosso di Sergiu Tarna, ucciso con un colpo di pistola da Riccardo Salvagno. L'indomani dal fermo del presunto complice di Salvagno, l'ultimo saluto al 25enne, per lui una folla commossa. Nella chiesa ortodossa di Zelarino si è riunita tutta la comunità romena per dare l'ultimo saluto a Sergiu Tarna, 25enne, freddato con un colpo di pistola alla tempia da Riccardo Salvagno, vigile urbano, ora in carcere a Verona. In centinaia la funzione celebrata in lingua rumena con rito ortodosso, straziante il dolore della madre Anastasia, che a più riprese, tra le lacrime, ha chiesto giustizia per il figlio. Una cerimonia durata circa 2 ore, l'omelia di padre Avram, che ha chiesto il perdono dei peccati ed espresso vicinanza alla famiglia colpita dal grave lutto. A sorreggere la madre, i fratelli di Tarna e i familiari tutti. Ognuno, come vuole la tradizione ortodossa, ha portato un dono e una candela accesa per segnare il cammino e accompagnare l'anima di Sergiu nell'aldilà. Troppo il dolore per una morte che non trova spiegazione. Mio caro, mio povero, che cosa ti hanno fatto? Per la vera giustizia che quelli li dovranno marcire in prigione, noi in libertà in prigione per tutta la sua vita. Siamo a casa nostra, Sergiu non nasce. La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto. L'autopsia prevista nelle prossime ore dovrà chiarire le cause del decesso. 8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro sono indagati dalla Procura di Pordenone per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato scorso subito dopo il parto. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata decisa in vista dell'autopsia prevista nelle prossime ore, che permetterà agli indagati di nominare un avvocato e un consulente di fiducia. L'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli, affiancata da 2 esperti, Pantaleo Greco e Marni Federigo, dovrà chiarire le cause della morte. Anche la famiglia potrà avere un proprio consulente durante l'esame. Il padre del neonato aveva già presentato un esposto alla questura di Pordenone, consegnando tutta la documentazione della gravidanza, comprese visite ed ecografie anche private. Dai controlli non risulterebbero problemi però particolari durante la gravidanza. I periti dovranno capire se dagli esami fatti prima del parto si potevano individuare rischi maggiori e se durante il travaglio o il parto ci siano state eventuali mancanze o errori. La procura ha già preso in visione la cartella clinica e tutti i documenti forniti dalla famiglia. Seduta rovente del Consiglio Comunale di Venezia, che ha approvato tra diverse contestazioni l'ampliamento di un albergo per quasi 3.000 metri quadri alla Giudecca. Nella stessa seduta via libera anche all'ampliamento di altri 11 hotel in centro storico. Favorevole
Favorevoli 22, contrari 12, astenuti 0, non votati 0. Il Consiglio approva. Il Consiglio Comunale di Venezia approva la realizzazione di 52 nuove camere d'albergo e 22 appartamenti nell'area trevisana e Scalera della Giudecca al termine di un dibattito tesissimo. Si tratta di un'area che, secondo progetti datati oltre 30 anni fa, quando il Molino Stucchi stava per convertirsi in albergo, sarebbe dovuta diventare in maggior parte di alloggi di edilizia pubblica. Alloggi che ci sono anche nel nuovo piano, ma non abbastanza, secondo chi contesta il progetto. La maggioranza comunque fa quadrato, anzi per l'assessore De Martina si tratta di un'altra situazione sbloccata in città dopo anni di inerzia. È uno degli ennesimi pianificazioni urbanistiche che non avevano trovato una concretezza. L'ho ribadito anche questa mattina che è sempre più facile progettare a nuovo, pianificare a nuovo che rimettere a posto situazioni passate. Quindi rilanciare quest'area dove si trova il giusto equilibrio tra l'investitore del privato e l'interesse della città era l'obiettivo di questa maggioranza. Le critiche più severe contestano al Comune di Venezia di mettere l'interesse privato prima di quello pubblico e di preoccuparsi più di come staranno i turisti che i residenti. Ma dai banchi della maggioranza questa è la migliore mediazione tra gli interessi in campo. È riuscita a mediare di fatto e a contemperare quello che era l'esigenza della residenzialità, ovvero 22 appartamenti al posto di 14 vista la vecchia convenzione, e il beneficio pubblico che ricade tutta nell'isola della Giudecca. Dal versante turistico, sul fronte lagunare sorgerà un nuovo edificio ricettivo di 1450 metri quadri con 30 camere. Nell'area trevisana sono previsti 2 nuovi edifici a destinazione ricettiva per complessivi 1430 metri quadri e 22 camere. Altri edifici di archeologia industriale saranno ristrutturati per ospitare servizi come ristorazione e spazi benessere per i turisti. È un provvedimento che non ha finito l'iter, c'è pubblicazione, osservazioni, valutazione di impatto ambientale e poi ritorna in Consiglio. Quindi veramente c'è un percorso ancora partecipativo per migliorare il provvedimento, non lo credo chiuso a se stesso, e probabilmente si arriverà anche in fase di una nuova amministrazione. Il Comune di Venezia dà più spazio ai turisti e agli alberghi che ai residenti e alle politiche per la casa. In Consiglio Comunale in scena una contestazione che va oltre il voto per l'ampliamento di un hotel alla Giudecca, ma mette sotto accusa l'amministrazione degli ultimi 10 anni. Quella è un'area che doveva essere a destinazione residenziale e soprattutto per i cittadini. Cosa ci siamo trovati di fronte? Avere le briciole per i cittadini che avranno sì recupero di un po' di alloggi, ma circondati da alberghi. Io ho appena parlato con una persona a cui era stato assicurato di poter restare in affitto per tutta la vita nella sua casa. Dopodiché la promessa non è stata mantenuta, la casa è stata venduta ad un gruppo straniero. Sono stati espulsi tutti dalle case, è stato fatto un albergo. La battaglia di associazioni, comitati e partiti di opposizione contro l'ampliamento alberghiero nell'area Scalera Trevisan della Giudecca è solo la punta dell'iceberg di una contestazione più grande. Non solo perché poi nella stessa seduta la maggioranza ha anche approvato l'ampliamento di altri 11 hotel del centro storico, ma perché si tratta di scelte, e l'accusa, che si inquadrano in 10 anni di politiche in cui poco è stato dedicato alla residenzialità e alla lotta allo spopolamento. Questa giunta e la precedente da 10 anni non hanno fatto niente dal punto di vista residenziale, anzi il patrimonio residenziale comunale si è ridotto ed è stato l'unica volta dal 1980 che il patrimonio comunale negli ultimi 10 anni si è ridotto. I dati di quest'autunno ci parlano di 2.500 case abbandonate rispetto alle 2.000 che erano i dati precedenti di 5-6 anni fa. Questa è la realtà, questa è la situazione, questo è uno schiaffo in faccia alla città, è l'ennesimo passaggio per svenderla pezzo per pezzo agli interessi di privati. Case in affitto non se ne trovano, è una città che non può continuare a resistere con 48.000 abitanti anziani. Cosa c'è per i giovani a Venezia? Cosa c'è per le famiglie, per il ceto medio? Non c'è nulla a Venezia, non c'è nulla. Questa amministrazione non si sta occupando di questo problema, è un problema enorme, la città muore così, una città senza abitanti non fa voglia a nessuno. In questo contesto i 22 alloggi concessi alla Giudecca non solo vengono visti come totalmente insufficienti, ma persino sfavoriti come collocazione all'interno dell'area che gli è stata riservata in mezzo alle strutture alberghiere. I veneziani saranno costretti per vedere la laguna ad affacciarsi da una fondamenta su cui si affacciano le case di turisti, cioè le stanze di turisti. Quindi i turisti avranno 2 attrazioni, la laguna e anche gli ultimi veneziani che vanno a vedersi un po' quel pezzetto di laguna che gli si permette.
A 50 giorni esatti dall'inizio dei Giochi Paralimpici Milano-Cortina 2026, presentate a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura con Verona grande protagonista. Verona entra nella storia delle Paralimpiadi. Il 6 marzo l'Arena ospiterà Life in Motion, la prima cerimonia paralimpica mai realizzata in un sito UNESCO. A meno di 2 mesi dall'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Fondazione ha presentato a Venezia le cerimonie di apertura e chiusura. Il successo dell'organizzazione dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità, che il comitato organizzatore non destina energie, ma questo ho parlato anche di chi deve venire a guardarle, il pubblico, è uno spettacolo straordinario. L'evento inaugurale all'Arena di Verona sarà un momento senza precedenti, un racconto dedicato alla vita, al cambiamento e alla disabilità intesa come armonia tra persone e ambiente. Sul palco anche artisti internazionali come Stuart Copeland, storico batterista dei Police, e i Medusa, ma spazio anche all'arte contemporanea con Iago, Emilio Isgro e Marina Pollonio. Il progetto è firmato dalla direttrice cerimonie Maria Laura Iascone, dal direttore artistico Alfredo Accatino e da Filmmaster. Location straordinaria e la necessità di fare uno show completamente diverso, uno show all'altezza del mondo paralimpico. Il mondo paralimpico è in continua trasformazione e cambiamento, gli atleti sono atleti veri e noi abbiamo voluto fare una grande festa condivisa. Non solo un momento di spettacolo sportivo, ma anche e soprattutto un'occasione di inclusione. Quando si parla di legacy delle Olimpiadi, quando si parla di testamento delle Olimpiadi, si deve parlare anche di inclusione, perché uno dei temi più importanti che porteremo avanti dopo le Paralimpiadi sarà proprio il tema dell'accessibilità e dell'inclusione. La Regione del Veneto ha approvato le linee guida sull'accessibilità, dovremo renderle realtà nei luoghi pubblici, ci sono tantissime iniziative che abbiamo in testa per tradurre tutto questo in realtà. La cerimonia di chiusura si terrà invece il 15 marzo a Cortina d'Ampezzo, al Carling Olympic Stadium, con l'Italian Souvenir, tema creativo che ispira l'ultima grande festa, con la grande partecipazione di Arisa per salutare i giochi. Devo dire anche che c'è un accesso da parte del mondo del volontariato, da parte di moltissimi ragazzi giovani che chiedono proprio di partecipare come volontari alle Paralimpiadi. Direi che questo è un altro bel segnale. La Legacy è una Legacy a 360 gradi, 5 miliardi di PIL che è già Legacy, 1,8 miliardi di opere in Veneto che è una grande Legacy, ma poi ce n'è una culturale che è quella dell'inclusione che non ha limiti ed è quella sulla quale abbiamo investito. E adesso il caso Venezia, non si ferma lo scontro tra amministrazione e lavoratori dopo le parole del sindaco Brugnaro che da Roma ha chiesto che vengano abbassati i toni sulla questione, avvalorando la decisione presa di non impartire il welfare ai dipendenti. Toni da padrone, la reazione dell'RSU del Teatro La Fenice. Non accenna a placarsi lo scontro tra i lavoratori della Fenice e il sindaco Brugnaro, che da Roma aveva ribadito che sul caso Venezia i lavoratori dovrebbero abbassare i toni, sostenendo la scelta di aver tolto il welfare ai dipendenti e le altre misure adottate. Pronta la risposta dell'RSU del Teatro. Quelli di Brugnaro sono atteggiamenti arroganti, parole da padrone. Usare il welfare come strumento di ritorsione, richiamare la questione dei permessi artistici retribuiti sembra solo un tentativo di intimidazione. Si legge così nel comunicato diramato dall'RSU del Teatro. Qualcuno è evidentemente in difficoltà, ma le ritorsioni non fermeranno quello che stiamo portando avanti. Sulla stessa linea la CGIL di Venezia, che prende le parti dei lavoratori. Il sindaco Brugnaro minaccia i lavoratori della Fenice. Con la solita arroganza, la prepotenza, vuole tagliare prestazioni sempre garantite, minaccia la perdita dei finanziamenti pubblici. Un atteggiamento arrogante, prevaricatore e violento nei confronti delle lavoratrici e lavoratori che continuano semplicemente a chiedere che venga rispettata la loro professionalità, la loro dignità, la qualità del loro lavoro. Lo diciamo chiaramente al sindaco. Non solo il sindacato sosterrà le iniziative dell'RSU, ma chiede a questa amministrazione di cambiare atteggiamento, di accettare il punto di vista del patrimonio fondamentale del teatro che sono le lavoratrici e i lavoratori della Fenice. Via libera a oltre 69 milioni di euro per la manutenzione del Mose.
Via libera ai fondi per il Mose. Nel 2026 l'autorità per la laguna di Venezia potrà contare su oltre 69 milioni di euro per la gestione e la manutenzione del sistema di dighe mobili. Il dato emerge dalle tabelle allegate alla legge di bilancio 2026. Le cifre confermano le richieste avanzate dall'autorità nell'ambito della programmazione pluriennale. L'ente aveva infatti chiesto un incremento di 10 milioni per il 2026, 30 milioni per il 2027, 40 per il 2028 e 60 a partire dal 2029. Dalla manovra risulta quindi accolto l'aumento previsto per quest'anno, che viene confermato nella stessa misura anche per il 2027 e il 2028. ARPAV comunica che sul territorio comunale è stato raggiunto il livello di allerta 1 arancio per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio appunto del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10. La misura, in vigore da oggi, è stata presa secondo quanto previsto dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e come previsto dall'aggiornamento del piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. Un intero comparto produttivo bloccato da mesi. Il delegato del sindaco rompe il silenzio e chiede aiuti immediati per aiutare i pescatori. Da più di un anno e mezzo ormai nella laguna di Venezia il settore della pesca è in grande sofferenza. Una crisi profonda che a Venezia tocca soprattutto Pellestrina, ma anche Chioggia, Burano e le altre isole dell'estuario. Tra Pellestrina e Burano, ad esempio, sono circa 30 le imbarcazioni ferme da mesi. Significa almeno altrettante famiglie senza stipendio. Il delegato del sindaco alle isole e alla pesca, Alessandro Scarpa Marta, che a Venezia è anche consigliere comunale, scende in campo e cerca di fare breccia con le sue parole sull'indifferenza e immobilismo. Si tratta appunto di pescatori per un anno e mezzo senza stipendio, in totale sono circa una trentina di imbarcazioni, 24 nello specifico a Pellestrina, tra Pellestrina, Porto Secco e San Pietro in Volta, e più altre imbarcazioni a Burano. Quindi questo è un fatto grave che bisogna intervenire subito per dare una risposta al problema pesca. In questo caso nello specifico si tratta della pesca delle vongole di mare. I pescatori sono sempre stati i primi custodi di mare e laguna. Ringraziare anche i pescatori perché proprio loro sono i primi a difendere il mare Adriatico, a difendere le nostre acque, perché addirittura hanno fatto anche per molti anni il fermo pesca, rispettando quindi quello che è il ciclo marino, rispettando quindi quelle che sono le regole, e per questo vanno appunto ammirati. Secondo Scarpa Marta ci vuole però un migliore gioco di squadra tra istituzioni. Si parla di progetti, ma alla fin fine però i progetti non arrivano ai pescatori. Ci auguriamo che al più presto gli enti competenti riescano a risolvere questo problema, perché ci sono appunto innanzitutto famiglie, una trentina di famiglie senza lavoro, un mare Adriatico che ha bisogno delle risposte, in quanto se c'è una moria delle vongole bisogna anche capire il perché c'è questa moria. Stop ai viaggi all'estero senza carta d'identità elettronica. Nel Comune di Venezia 40.000 quelle cartacee da rimpiazzare entro i previsti termini di legge. Gli uffici anagrafe corrono ai ripari con le aperture straordinarie. La nuova carta d'identità digitale, sappiamo che il 3 di agosto purtroppo il cartaceo non sarà più valido né per l'Italia né per l'espatrio, e per questo abbiamo fatto delle aperture straordinarie. Al via le aperture straordinarie degli uffici anagrafe a Mestre, Venezia, Lido e Marghera per agevolare la sostituzione delle carte d'identità cartacee con quelle digitali. Accesso nei previsti giorni senza appuntamento dalle 14.30 alle 17. E anche il 26 di gennaio, la stessa cosa, dalle 14.30 alle 17. I cittadini possono venire liberamente senza alcun appuntamento. Ricordo ancora che per gli altri giorni invece devono prendere appuntamento o nel nostro sito o telefonando allo 041 041. 40.000 i documenti cartacei che devono essere rimpiazzati entro i previsti termini di legge, cioè entro il 3 di agosto. Noi prevediamo di fare la stessa cosa per il mese di febbraio, di marzo, aprile e maggio e giugno. Dobbiamo farlo assolutamente perché, come ho detto anche prima, sono 40.000 i cittadini che devono fare la carta di identità digitale, quindi è importante e fondamentale appunto che non si arrivi al 3 di agosto senza la carta. Qual è il tempo d'attesa per ricevere il documento a casa? All'incirca una settimana, sono 6-7 giorni dal momento
momento in cui il cittadino va negli uffici appunto a fare la nuova carta d'identità digitale. Teniamo presente che arriva o a casa oppure nei nostri uffici dei punti anagrafe. All'ingegnere idraulico Andrea Rinaldo il premio veneziano dell'anno 2025, la premiazione del docente dell'Università di Padova al Teatro La Fenice. Andrea Rinaldo il veneziano dell'anno 2025. L'ingegnere idraulico di fama internazionale nonché docente all'Università di Padova ha ricevuto il riconoscimento nelle sale apollinee del Teatro La Fenice nel corso della cerimonia ufficiale promossa dall'Associazione Sette Mari. Il premio viene assegnato dal 1978 a personalità, enti e istituzioni che hanno contribuito alla crescita culturale e al prestigio di Venezia in Italia e nel mondo, proprio come Andrea Rinaldo. Io non so se merito tutto questo, ma certamente mi fa un grandissimo piacere, è proprio una sensazione che immagino in particolare trasferita anche a quelli che non ci sono più, che avrebbero venezianissimi della mia famiglia, che avrebbero tenuto moltissimo a questa cosa. Così faccio io. Il premio gli è stato conferito per le competenze scientifiche riconosciute a livello mondiale nel campo dell'idraulica e per l'impegno costante nella salvaguardia di Venezia, anche attraverso la ricerca sui cambiamenti climatici e sugli ambienti costieri. A consegnare il riconoscimento è stato l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin, che ha sottolineato il valore del dialogo tra scienza e politica nella gestione delle sfide legate all'acqua e alla protezione della città. Per questa edizione è davvero tutto, ora come sempre la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.